Dopo Chioggia, Bardolino, Caorle, CONI Veneto e Regione hanno riconfermato l'idea vincente nel promuovere lo sport con i Giochi del Veneto. Dopo le 3 edizioni estive ha promosso dal 14 al 16 marzo questa felice intuizione tra le nevi delle Dolomiti, scegliendo 2 perle, Falcade ed Alleghe. Una prima edizione dei Giochi invernali che ha coinvolto centinaia di mini atleti, tecnici ed accompagnatori di Padova, Vicenza, Verona, Venezia, Treviso, Rovigo e Belluno per queste mini Olimpiadi venete con gli atleti che hanno raggiunto risultati di prestigio. Piccoli campioni della neve e del ghiaccio che lasciano ben sperare per il loro avvenire sportivo. 3 giorni con gli atleti impegnati sulle nevi di Falcade e sul palaghiaccio di Alleghe, ovvero i futuri campioni nelle discipline dello sci alpino, lo sci di fondo, l'hockey e nell'orienteering, che sono state le specialità che hanno caratterizzato questa prima edizione dei Giochi invernali. Viva soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori della manifestazione, con in testa il presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. Abbiamo riunito le federazioni del ghiaccio, la federazione dello sci, che fanno competizioni ognuno per conto proprio, per stare assieme, l'orienteering, per stare assieme. Un momento all'anno è giusto che i nostri ragazzi si conoscano. Non c'è divisione nello sport c'è unità, c'è entusiasmo, c'è partecipazione. Questo è il futuro dell'Italia che vogliamo noi, quindi proprio di cuore vi dico grazie. Io spero che anche in altri posti dove si fa lo sport ci riconoscano, che diamo dei messaggi positivi. Molte volte siamo un po' detti ma questi sono matti. Sì, siamo matti perché amiamo lo sport in questa maniera. Quindi tutti coloro che ci aiutano delle istituzioni, noi gli saremo sempre vicini e saremo sempre riconoscenti per i nostri giovani e per i meno giovani. Quindi grazie di cuore. Io credo che questo è un momento importante. Il prossimo anno io mi auguro che abbiamo il doppio di ragazzi, che siamo ancora di più, che ci sia ancora più partecipazione da parte delle federazioni a riconoscere 3 giorni di sport in mezzo alla neve, alle montagne, alle Dolomiti, in queste bellissime località. Avvio dei Giochi invernali è avvenuto con la cerimonia della sfilata degli atleti delle 7 province, tutti con berrettine e felpa gialla del CONI Veneto, anticipati dai delegati del CONI, dai 2 sindaci di Falcade ed Alleghe, dal prefetto di Belluno, dagli alpini con il tricolore e dagli atleti azzurri di Cortina con la bandiera olimpica e della regione Veneto. Ad accendere il tripode sono stati l'olimpionico Bruno Alberti di Cortina 56 e il pluricampione olimpico Oscar Del Pellegrin, a cui è stata seguita la premiazione dei giochi sportivi studenteschi. Suggestive ed avvincenti le gare di sci alpino, sci di fondo, hockey, così come pure interessante è stato il convegno nella sala consiliare di Falcade sul tema Sciando si impara. Entusiasmanti le premiazioni al Palafalcade con un centinaio di ragazzi che nella mattinata avevano gareggiato nelle piste innevate. Ad Alleghe l'hockey ha reso vincente ogni disputa, a cui ha fatto seguito lo spettacolo sul ghiaccio delle numerose società di pattinaggio. Poi la cerimonia di premiazione finale dei Giochi del Veneto invernali 2014, con un arrivederci alla prossima edizione.